E abbiamo visto anche Bobotta prima punta. Yuhu! Guarda com'è bello, guarda quel culone. Aiutatelo, aiutatemi, aiutatemi. Lo sentite questo silenzio? Potrei fare il doppiaggio di me stesso, ma quando anche il microfono decide di non giocare la partita perché Insigne, voi dovete solo immaginarle le mie reazioni, non le sentite. Sto parlando di Insigne, dei limoni fatti a granita, signora le granite! Purtroppo non c'è altro da fare, il primo tempo è così, il secondo tempo va meglio. Qui per esempio mi sto lamentando del fatto che Mario Rui simula un colpo al viso quando invece l'ha preso piano piano così. Quindi anche i nostri giocatori non esiste proprio, bisogna attaccare tutti quelli che simulano, tutti. E qui invece si parla di un cartellino giallo quando non c'era nemmeno il fallo, perché è proprio pulito sul pallone. Certe volte gli interventi col pallone, prendi anche l'avversario, può essere pericoloso, il giallo ci sta. Qua non c'è nemmeno fallo, mi dispiace, parliamo di tutto. E qua è difficile, qua che vuoi commentare, basta guardare la mia faccia. E qua Osimhen, cape limone, signora la testa di limone, ce l'aveva messa, purtroppo non siamo fortunati, Yamananz. Poco altro in questo primo tempo, un po' così e così, dove Mario Rui alterna le solite cose buone e cose malamente, ma io sono quasi soddisfatto visto il momento. Vi chiedo di lasciare il like. Ho aggiustato il microfono personalmente, perché lo sapete, quando si tratta di fare i servizi tocca a me. Ho aggiustato il microfono, adesso quasi quasi la faccio io il commento perché quello sta pensando ad altro. Me la vedo io. No, perché Mario Rui su Zapata? Perché a me mi viene da ridere. Perché se lo deve marcare Mario Rui? No. Mi viene da ridere, non riesco a essere incazzato più. Mi rendete conto che non riesco a essere più incazzato? Che devo vedere Mario Rui che contrasta Zapata là? Non è possibile, non credo sia possibile. Qualche cosa non va. Cioè, è normale. Cada fa, oh, povero guaglione. Che deve fare il povero guaglione? No, vabbè. Bravo Zapata a prendersi lo spazio, a mettersi lì. Questa è una delle partite dove Gattuso dice: però sono soddisfatto che nel primo tempo non abbiamo preso gol, perché a questo siamo arrivati. Beh, non è male, insomma, non prendere gol con l'Atalanta nel primo tempo, prenderlo solo nel secondo già è qualche cosa. Ragazzi, io non so qual è il prossimo allenatore, cioè qual è la possibilità di allenatore adesso con l'esonero, però qualsiasi cosa, cioè cambiare aria, magari cambi aria nello spogliatoio, questi ragazzi gli viene un'altra volta voglia, non che non ci stiano mettendo voglia, perché ce la stanno pure mettendo, ma sono distrutti psicologicamente. Ecco, una scossa psicologica, magari nuova aria e vediamo. Mazzarri traghettatore, ma perché no? Bravo Zielinski, bravo! Mamma mia, che bel gol in attesa! Chi l'ha fatto il passaggio? Politacchio assist, che bel gol di Zielinski! Abbiamo tirato in porta. Vedi che se tiri in porta bisogna creare i presupposti. Dai, Gattuso rinnovo subito. Inserimento centrale della mezza punta, dai! Che gran gol! Ma che fa Gattuso? Le mani in faccia, calmati. Maximovic a vuoto. Però bravo Baca. Ragazzi, bella partita di Baca, fatemelo dire. Contestatemi nei commenti. Ma che è successo? Mamma mia, le a perdere che la coscia. Se questo urlo chiama l'amputazione immediata, cioè cancrena e infezione su tutto il corpo, per forza, è l'unica.
Mamma mia, ecco qua il classico gol dell'Atalanta. Non c'è stato quel contrasto giusto lì. Bel gol, Muriel in contrasto, è andato avanti fino alla fine. Un peccato, un peccato. Chiedo nei commenti chi di voi avrebbe firmato per il pareggio una volta conquistato il pareggio. Onesti, chi di voi avrebbe firmato per il pareggio? Un po' il contrasto mano non ce l'ho. chiedo per un amico, ma perché giusto perché stavo guaiato, non fa niente. Buono, il movimento di Insigne era buonissimo, bravo Fabian e bravo Insigne a dettare il movimento. Fabian che va mollo, Maksimovic che rimbalza contro l'avversario. No, però spiegatemi il movimento di Fabian, perché io, ok, l'errore di Bakayoko, ma il movimento di Fabian che si va, perché gliela devi dare quando è marcato? Perché? Dovete spiegarmi il perché. No, non ci sto. Bakayoko ha fatto una grande partita, non ci sto. Do la colpa a Fabian, non me ne fotte proprio. Poi la rivediamo e mi potete anche smentire. Non è possibile. Chi sta fatto un marone gol che ha trovato l'angolino, vabbè, non fa niente. Ma finché è bravura degli avversari, ok, ma quando gliela devi regalare tu, no. Niente di meno, perché proprio per aiutarci a segnare, perché anche non ci arriviamo, un autogollini, hashtag autogollini. Ma come ci divertiremmo se il Napoli vincesse qualche partita. Maronna mia, smettila di urlare Gattuso, smettila, poveri ragazzi, basta, un po' di misura, non lo so se l'ho detto nel primo tempo e non mi avete sentito, serve un po' di misura. Ancelotti sempre zitto, tu parli sempre, basta. No, dovete farlo, zitti, mettetegli una mascherina in bocca, basta. Da Fabian, guarda, avete visto a Fabian in quel contrasto è caduto da solo, è morto da solo, è parata di Meret, ma perché Meret deve dimostrare. Va bene, entrano i negativi, entrano gli amichetti negativi, vediamo come stanno, in che forma stanno. Ah, perché io la domanda su Gulam l'ho fatta, ma vaffanculo. Chi voleva il pareggio? Io. Non si firma mai per il pareggio. Io sì, io avrei firmato. Fabian, mi hai fatto intravedere delle cose anche interessanti, ma sei il ciuccio che sei proprio il ciuccio che sei. Passaggi di esterno. È entrato Bobotta, lo vedo. Bobotta. Comunque è un arbitro incompetente, nervoso e permaloso, perché anche questo intervento di Gosens su Di Lorenzo poteva essere tranquillamente regolare, nemmeno fallo, e quindi lui poi deve ammonire per le proteste di Gosens. Questi arbitracci rovinano il calcio, rendiamoci conto, da una parte e dall'altra. Ed ecco perché Gulam non può più giocare a pallone. Quest'1-2 un tempo Gulam se n'era andato, ma non hanno proprio più la fisicità, lo scatto, la brillantezza. Ed è Lorenzo Insigne che deve aiutare come al solito lì, perché Gulam ancora era tornato. Non si può, ragazzi, è tutta colpa dell'ottimismo societario. Non si può giocare a pallone, non si può avere un progetto vincente a lungo termine se tu punti su Gulam e Mario Rui, se punti su Di Lorenzo e Usai e Malqui, come non si può fare. Purtroppo non si può fare. È morto No, ma è una risata nervosa, ma figuratevi, ma che cosa state dicendo? È una risata nervosissima, è la risata del nervosismo. E abbiamo visto anche Bobotta prima punta, yuhu! Guarda com'è bello, guarda quel culone, aiutatemi. Arbitro, ma fischia alla fine che va a finire che si stira qualcuno per tirare questo calcio di punizione. Ma che lo tiriamo a fare? Fischia alla fine, facci andare a casa, serve una doccia calda. Noi dobbiamo andare live. Stiamo facendo pure un gol Gulam. Ci può stare. È finita, ma è finita proprio la stagione, ragazzi. Lasciate un like, un commento, iscrivetevi al canale che tra pochi minuti andiamo live. È una bella stagione. Vedete che io sono sereno, sono tranquillo, perché non si può fare altro che essere sereni in una situazione del genere. Mamma Carmen. Amici bellini, siamo arrivati a 5.000, bravi, ma adesso abbiamo un altro obiettivo, sono i 7.500. Dopodiché la giveaway avrà il sapore di magliette un po' diverse. Iscrivetevi al canale, c'è stato tasto, da Saverio Sol, non mi ricordo come mi chiamo.